751 evasori totali scoperti dalla Guardia di Finanza in un anno e mezzo in Veneto. Uno dei dati del bilancio delle Fiamme Gialle nel 249esimo anniversario del Corpo. 5.000 indagini in 17 mesi. Dopo il suicidio di ieri nel carcere di Santa Maria Maggiore, secondo in 15 giorni, questa notte si sono verificate tensioni. L'allarme dei sindacati, una situazione fuori controllo, bisogna intervenire. La polizia locale di San Donà ha fermato un 17enne trovato in possesso di un panetto di hashish di circa un etto, forse recapitato per posta. Avviata dalla CIS una raccolta firme a sostegno della proposta di legge sulla partecipazione attiva al lavoro, coinvolgimento delle imprese e attivo dei lavoratori. Presentate dalla Camera di Commercio le novità per prevenire le crisi di impresa, un'opportunità per intercettare potenziali situazioni di crisi e sviluppare interventi. Primi fenomeni anche intensi saranno registrati a partire da stasera in Veneto e in montagna soprattutto possibili precipitazioni in provincia di Venezia. Presentata a Venezia il tema della 60ª Biennale d'Arte Stranieri Ovunque, l'esposizione dal 20 aprile al 24 novembre 2024. Benvenuti all'appuntamento con l'informazione di Venezia. Avete sentito dai titoli, uno dei dati è che sono quasi 800 gli evasori fiscali trovati dalla Guardia di Finanza in un anno e mezzo in Veneto. Sono ormai 249 gli anni del Corpo e questo è l'anniversario. I risultati che vengono dati dalla Guardia di Finanza come esito dell'attività operativa devono essere letti in positivo, cioè quando si parla di evasori o di frodi non significa che il sistema paese non funzioni bene, ma significa che esiste un apparato molto importante che è la Polizia Economico-Finanziaria, che è molto evoluta, la Polizia Economica e Finanziaria Italiana, la Guardia di Finanza Italiana, che consente appunto di avere un sistema paese sempre più efficace. Nel celebrare il 249esimo anniversario dalla fondazione della Guardia di Finanza, che quest'anno a Venezia si festeggia in Campo San Polo, il comandante regionale traccia il bilancio dell'attività svolta nel 2022 e primi mesi 2023. Sono oltre 60.000 gli interventi ispettivi eseguiti e circa 5.000 le indagini svolte. Intensa l'attività di contrasto a frodi ed evasione fiscale che ha portato a individuare 751 evasori totali, 5.000 lavoratori in nero e 62 casi internazionali. Il problema del cosiddetto tax gap è un problema diciamo abbastanza endemico per quanto riguarda l'Italia. Però diciamo anche i dati di recupero fiscale sono invece in segno positivo, cioè ogni anno c'è qualche miliardo in più che entra nelle casse dell'erario e quindi questo significa che è anche questa una derivazione della eccellente opera di controllo del territorio sotto il profilo economico e fiscale. 251 gli interventi in materia di riciclaggio con la denuncia di 658 persone e 15 arresti. 7 le indagini nell'ambito del contrasto al crimine organizzato e il controllo capillare per la tutela della spesa pubblica. I focus principali riguardano in questo periodo sicuramente tutta la cornice per consentire che i fondi pubblici di carattere nazionale e sovranazionale, in modo particolare i fondi del PNRR, possano essere spesi nel modo più opportuno, ma bisogna anche evitare che vi siano delle frodi, no? Ad esempio quelle abbiamo visto tutti, ne avete parlato ampiamente, delle frodi che vengono perpetrate per i bonus facciati. Su questo settore ci siamo sicuramente molto concentrati, ma ci siamo concentrati anche molto sul profilo della sicurezza sociale. Recentemente, circa un mese fa, è stato effettuato un sequestro molto importante di cocaina qui a Venezia, nel porto, quindi 850 kg di cocaina, un segno, intanto un sequestro forse anche il più grande fatto nella storia recente, quantomeno della Regione Veneto. La cronaca dopo il suicidio di ieri nel carcere di Santa Maria Maggiore a Venezia, il secondo in 15 giorni, questa notte si sono verificate delle tensioni e quindi arriva l'appello della CGIL. Ennesima protesta dei detenuti nella notte nel carcere di Santa Maria Maggiore all'indomani del secondo suicidio avvenuto in meno di 3 settimane. A togliersi la vita impiccandosi Alexandru Gnanosi Dimitrova, il 36enne rumeno che lo scorso settembre aveva massacrato la moglie Lilia Patrianella, 45enne moldava con oltre 80 coltellate nella loro casa di via Mantegna a Spinea e che già mesi fa aveva tentato di uccidersi infilandosi il manico di una scopa nell'occhio.
Una situazione, quella all'interno del carcere, sempre più fuori controllo, come denunciano ormai da troppo tempo i vari sindacati, e che mette a dura prova il poco personale di polizia penitenziaria in servizio. Il personale della Polizia Penitenziaria ormai è sotto stress completo. Oltre alla gravissima carenza di personale, stiamo parlando di 222 detenuti presenti e scarsi 70 agenti di Polizia Penitenziaria, vuol dire che il rapporto ormai è diventato fuori misura. Allora chiediamo che si apra un tavolo politico nella città di Venezia, perché la politica se ne deve prendere carico. Noi non possiamo lasciare ai margini, perché dentro quel carcere ci sono persone, ci sono, c'è la vita anche delle persone. Ecco, noi non possiamo abbandonarli in questo momento e dobbiamo in tutti i modi cercare di essere vicino a quelle persone che stanno soffrendo, in particolar modo la Polizia Penitenziaria e i detenuti a loro volta, perché non c'è un sistema in qualche modo che educa quelle persone a una vita migliore. Lo scorso 6 giugno a togliersi la vita in carcere era stato Bassem Degaci, il 39enne al quale era stata revocata la semilibertà all'indomani del blitz dei carabinieri in via Piave a Mestre per una misura cautelare in carcere disposta in merito a reati commessi nel 2018. Bassem, che stava cercando di ricostruirsi una vita anche lavorando, non ha retto all'idea di dover restare in carcere e dopo aver telefonato alla moglie disperato si è tolto la vita. Ieri pomeriggio però il Tribunale del Riesame di Venezia ha annullato proprio quell'ordinanza, restituendo la libertà a 3 spacciatori. Con tutta probabilità anche per Degaci sarebbe andata allo stesso modo. Ormai è troppo tardi. Gli agenti della polizia locale di San Donà hanno fermato un 17enne trovato in possesso di un panetto di hashish del peso di circa 1 etto e di 2 involucri già confezionati dello stesso stupefacente pronti per la cessione. Hanno deciso di controllare la golena del Piave, allertati da una segnalazione che individuava in una precisa area del lato di via Lungo Piave Superiore un luogo in cui i giovanissimi si incontrano per acquistare e consumare droga. Sono in corso accertamenti per verificare il canale di rifornimento della sostanza sequestrata, che presentava un confezionamento industriale tale da pensare che potesse essere stata acquistata a mezzo posta e recapitata direttamente da un corriere. Previsto per domani, per la giornata di domani, il passaggio di un sistema frontale che porterà condizioni meteorologiche di instabilità con fasi di rovesci e temporali sparsi più probabili fino al pomeriggio in montagna e dalle ore centrali nella pianura. Saranno possibili fenomeni anche intensi sulle zone montane, non è escluso qualche temporale già nella serata di oggi. Sulla base di queste previsioni, il centro funzionale del Centrato della Protezione Civile della Regione Veneto ha emesso un avviso di criticità idrogeologica e idraulica, allerta gialla, sull'intero territorio e valido dalle 21 di oggi fino alla mezzanotte di domani, venerdì. Adesso ci occupiamo della CISL di Venezia, che promuove una raccolta firme a sostegno della proposta di legge di iniziativa popolare sulla partecipazione al lavoro per una maggiore democrazia nella gestione delle imprese e il coinvolgimento attivo dei lavoratori. CISL Veneto ha lanciato anche a Venezia la raccolta di firme per sostenere la propria proposta di legge di iniziativa popolare circa la partecipazione attiva al lavoro. La nostra proposta di legge prevede che queste forme di partecipazione non si attuano per decreto o per legge, ma che vengono incentivate affinché siano l'impresa e i lavoratori con i loro rappresentanti a decidere quale forma di partecipazione e in che modalità metterla in atto. Sono 4 le modalità di partecipazione dei lavoratori indicate nella proposta di legge. La partecipazione gestionale, cioè la possibilità della presenza dei lavoratori nei consigli di amministrazione, la partecipazione finanziaria, che vuol dire partecipazione agli utili delle imprese o a detenere azioni della società, la partecipazione organizzativa, che vuol dire coinvolgere i lavoratori nelle scelte organizzative di funzionamento dell'impresa, e la partecipazione consultiva, cioè la possibilità per i lavoratori e i loro rappresentanti di essere informati e consultati anticipatamente sulle scelte strategiche che l'impresa vuole fare. Nell'occasione, inoltre, sono state presentate 4 buone pratiche aziendali in Veneto. Sono aziende ovviamente dove la contrattazione di secondo livello è riuscita ad essere così avanzata nel capire che i lavoratori
appunto sono un valore aggiunto, tant'è vero che la campagna si chiama Aggiunge un posto al tavolo e quel posto è dedicato ai nostri lavoratori. Varie le opportunità per apporre le firme nei prossimi 6 mesi. Si può firmare in tutti i comuni. Le nostre unioni sindacali territoriali si stanno mobilitando per creare situazioni di comunicazione rispetto a questo, quindi facendo assemblee nei posti di lavoro, cogliendo l'occasione anche della stagione estiva per partecipare con dei banchetti in situazioni di feste paesane, sagre. E adesso parliamo dei servizi e delle novità in tema di prevenzione delle crisi di impresa presentati dalla Camera di Commercio. Un'opportunità per intercettare potenziali situazioni di crisi aziendale e sviluppare dei percorsi correttivi. Sono molteplici i servizi presentati e introdotti negli ultimi anni dalla Camera di Commercio Venezia Rovigo, sede della Commissione regionale per la composizione negoziata della crisi d'impresa, per sostenere le aziende e fornire loro strumenti pratici per l'individuazione precoce di elementi di crisi e intervenire di conseguenza. Abbiamo diversi versanti di intervento. Il primo è quello della prevenzione. La prevenzione vuol dire offrire un portale da parte della nostra società consultile Inexta, all'interno del quale ogni impresa può inserire tutti i dati della sua azienda e trovare poi delle soluzioni, vedere prima di tutto come si trova collocata sul mercato e vedere se ci sono delle difficoltà nei flussi finanziari che possono essere tempestivamente risolte. Presentato il bando per gli sportelli decentrati sulla crisi d'impresa, il quale mette a disposizione importanti risorse per la realizzazione di attività specifiche nel campo del supporto alle imprese per la prevenzione della crisi d'impresa. L'obiettivo è divulgare strumenti e conoscenze necessarie a monitorare e consolidare l'equilibrio economico-finanziario e organizzativo delle PMI, delle province di Venezia e Rovigo. Sportelli che hanno l'impegno di affiancare le imprese facendole utilizzare una suite finanziaria, una suite digitale che è uno strumento del sistema camerale, al fine di fare una fotografia che possa evidenziare la loro situazione economica, patrimoniale, organizzativa e di merito creditizio. E ora una breve pausa, poi torniamo con la Biennale. Eccoci tornati in studio. Il nuovo curatore della Biennale d'Arte, Adriano Pedrosa, ha presentato a Venezia il tema della 60ª mostra internazionale d'arte della Biennale, che si intitola Stranieri ovunque. L'esposizione si terrà tra i Giardini e l'Arsenale dal 20 aprile al 24 novembre 2024. Il controcampo della Biennale, come lo ha definito con un linguaggio cinematografico il suo presidente Roberto Cicutto. Dopo l'Africa, protagonista della Biennale di Architettura diretta da Leslie Rocco, attualmente in corso per la 60ª esposizione internazionale d'arte, l'osservatorio della Biennale punta per il prossimo anno all'America Latina. Il suo curatore, Adriano Pedrosa, è il primo direttore sudamericano della mostra di architettura e ha presentato questa mattina a Ca' Justinian il titolo Stranieri ovunque. La mostra si terrà il prossimo anno dal 20 aprile al 24 novembre 2024, con vernice al via dal 17 aprile. Più spazio delle voci attraverso i curatori a zone del mondo o a categorie di persone, di artisti che sono stati meno presenti, perché non invitati, perché l'arte contemporanea ha subito molti spostamenti, perché la politica in generale, la storia del mondo porta l'attenzione su alcuni punti piuttosto che su altri. Pedrosa raccoglie il testimone da Cecilia Alemani e nel titolo Stranieri ovunque racconta le storie di artisti che hanno portato le loro opere in luoghi diversi da quelli di origine. C'era già un paletto che era quello di mantenere un curatore che venisse dal sud del mondo. Cosa vi ha convinto, tra virgolette, una qualità del nuovo curatore che vi ha colpito più di altri? Intanto l'impostazione delle mostre che ha fatto già nel suo museo, in altri posti, la Biennale di Istanbul, la Biennale di Sao Paolo, cioè la sua grande esperienza e il suo modo di porgere i contenuti sempre con un atteggiamento che non è ideologico. Adesso parliamo di 3 giorni di incontri per riflettere sull'importanza vitale dell'acqua. Uno dei momenti più suggestivi sarà la presenza di musicisti e coristi del teatro La Fenice.
Risorsa acqua dalle Dolomiti al mare, è questo il titolo di una 3 giorni di convegno laboratorio in programma la prossima settimana da giovedì a sabato a Rifugio Garassi sulla forziera piccola dell'Anterau a Calalzo di Cadore nel Bellunese. L'iniziativa è stata presentata a Venezia nelle sale apolline del Gran Teatro La Fenice, partner dell'iniziativa, e saranno proprio musicisti e coristi del Gran Teatro La Fenice ad arrivare nella giornata di apertura ai 2018 metri di quota per intonare 3 brani, tra cui Va Pensiero. La Fenice non poteva non partecipare a questo evento sul tema dell'acqua. La Fenice, in quanto teatro d'opera, è il luogo, mi permetto di dire, della città, ma in ogni città il teatro d'opera è sempre il luogo dove i temi della natura sono più raccontati. Quello dell'acqua, oserei dire, è uno dei temi più ricorrenti in tutte le opere. Con una bellissima ed emozionante sorpresa. Si parte dalle sale apolline per arrivare il giorno 29 con alcuni artisti del coro della Fenice che, dopo aver eseguito il Va Pensiero una volta loro come si deve, poi verrà rifatto il Va Pensiero facendo cantare tutti quelli che ci sono lì. Saranno 3 giorni dove ci confronteremo con le realtà e le istituzioni locali che sono sempre attente al tema dell'acqua, dal Consiglio Nazionale delle Ricerche all'UNESCO, ai bacini imbriferi, ai consorzi delle acque risorgive, al CAI stesso che ha anche il suo comitato scientifico, con i nostri uffici della direzione ambiente, dell'urbanistica e di Europe Direct. Venerdì e sabato, con inizio alle 21, arriva in Sala Grande al Palazzo del Cinema lo spettacolo dei 2 comici muranesi Carlo e Giorgio, nato proprio grazie a una fortunata striscia televisiva su Antenna 3. Carlo Dal Paus e Giorgio Pustetto, il duo comico dei cugini muranesi conosciuto da tutti semplicemente come Carlo e Giorgio, inizia il suo tour estivo dalla Sala Grande del Palazzo del Cinema al Lido di Venezia. 2 serate già quasi esaurite per presentare venerdì e sabato alle ore 21 il loro spettacolo Senza Sky, nato proprio grazie a una fortunata striscia televisiva trasmessa da Antenna 3. Siamo Senza Sky, noi sì, di sicuro sempre, ormai è diventato un nostro motto, un nostro must. Siamo Senza Sky e vogliamo dirvelo a teatro. Al Lido invitiamo tutti quelli che andranno alla mostra del cinema, che già si prenotano per la Sala Grande, possono già venire adesso, si fa 3 mesi al Lido, 1 mese e mezzo al Lido. Così gli albergatori al Lido, e sei contenti. Esatto. Senza Sky non nasce oggi, quanti ne abbiamo oggi? Oggi ne abbiamo tanti. Tanti, di più. Ma non nasce oggi, ma qualche tempo fa, già eravamo proprio sulla coda del Covid, che è brutto da dire anche, però, e sembra passato ormai 1 milione di anni. Però ecco, nasce che era un periodo in cui effettivamente c'è la crisi, no? Ma nasce con una duplice finalità. Sì. Uno era di parlare un po' della crisi o di quello che ha provocato il Covid, le difficoltà, cambiamenti. Quindi sociali, economici. E il secondo invece qual era? E far vedere come oggi la vera forma di divulgazione, di insegnamento, è il tutorial. Il tutorial, qualsiasi dubbio, qualsiasi domanda, uno che va su YouTube o dove che si trova un bel tutorial che spiega tutto. La loro simpatia promette tante sorprese sul palco. In 1 minuto hai fatto razzismo, antisemitismo, omofobia e body shaming. Ammettiamo che ho fatto le prime 3. Ok, io che ho fatte, vabbè, ok. Ma body shaming, ma ti non sai neanche cosa che sia il body shaming. Io non so cos'è il body shaming. Io non so cos'è il body shaming. Scusa un attimo. È in Google, cosa vuol dire body shaming? Bene, quindi vi aspettiamo amici al Lido 23-24 giugno. Con lo spettacolo Senza Sky, Palazzo del Cinema, Sala Grande. Ciao! Complimenti a Carlo e Giorgio in chiusura di questo spazio dedicato all'informazione di Venezia. Vi lascio con le previsioni del tempo di Antenna 3. Ogni giorno al termine dei nostri telegiornali, infatti, disegniamo gli scenari meteo per le ore e le giornate successive nel nord-est. Appuntamento fondamentale per chi lavora o sceglie una data per una gita fuori porta. Interamente curato le previsioni del tempo dalla nostra redazione e prodotto negli studi di Media Nord-Est. Grazie per averci seguito, arrivederci.
Cooperativa Agricola Volpago offre carne d'eccellenza. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago. Bentrovati al meteo. Si indebolisce temporaneamente l'anticiclone africano. La giornata di venerdì 23 giugno sarà contraddistinta da una locale variabilità. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto la grafica evidenzia un contesto instabile. Fino al mattino spazi di sereno alternati ad addensamenti nuvolosi. Col passare delle ore probabili rovesci o temporali a carattere sparso. Temperature in calo, sia pure lieve, minime tra 15 e 22 gradi, massime sui 29-33 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso ampio soleggiamento, poi verso il pomeriggio possibili temporali sparsi, localmente anche intensi. Temperature minime sui 18-23 gradi, massime sui 30-32 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Qui avremo un'alternanza fra sole e nubi con occasionali piovaschi, dunque in linea con il contesto. Temperature minime intorno ai 16 gradi, massime sui 29-30 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci al prossimo aggiornamento. Cooperativa Agricola Volpago offre carne d'eccellenza. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.